Sullo stesso piano, quel grande recupero difensivo che hai fatto, prima ancora di segnare i 2 gol, sono segnati da leader e Dio solo sa quanto questa squadra ha bisogno di leader. Si fanno le 2 fasi, si fa la fase offensiva e la fase difensiva. Facendo tutte le 2 fasi ti trovi a aver fatto doppietta e ti dà ancora più stimoli, ancora più bello. L'importante era vincere e ci siamo riusciti. Esprimendo secondo me un buon calcio e dobbiamo continuare su questa strada. Una vittoria sicuramente importante, Domenico. Quanto è stato bello per te segnare in uno stadio così che vi ha incitato e che era gremito fin dall'inizio? Sicuramente aver fatto 2 gol fa piacere, sono contentissimo, ma come dicevo prima l'importante era vincere e aver fatto anche vedere a tutti i 56.000 spettatori che sono venuti a vederci, che ci hanno sostenuto fino alla fine, e di che pasta siamo fatti, nel senso non abbiamo mollato dal primo minuto fino alla fine, esprimendo il nostro calcio e deve essere così sempre. L'Italia ha faticato a trovare un po' il ritmo all'inizio, poi vi siete sciolti. Che gara invece vi aspettate in Inghilterra? Sicuramente all'inizio loro si difendevano bassi e siamo stati forse un po' lenti nella manovra, ma alla fine abbiamo fatto quello che abbiamo provato questa settimana. Abbiamo fatto una settimana ad alta intensità, di duro lavoro e niente, adesso ci aspetta una partita ancora più difficile, ma siamo pronti anche a questa partita. Grazie.